Ci fa un grande piacere di presentare Giampaolo Minotto, che è un artista mestrino veneziano, che lui nel suo mondo artistico ci presenta un ricordo, un percorso della sua anima, e questo mi fa molto piacere, perché quello che vi faremo vedere nelle opere esposte di Giampaolo Minotto mi ha fatto capire che esistono ricordi vissuti, ricordi non dimenticati, ricordi che noi mai dimenticheremo. Se riusciamo a fare una storia con le nostre cose, con le nostre mani, e apprezzare quel bello da ogni artista creatore, questa è veramente vita. L'opera di Giampaolo Minotto è una propensione allo spirito, alla dimensione interiore. I suoi paesaggi non sono altro che la manifestazione del suo io più recondito, dove emergono sentimenti, emozioni e riflessioni. Perciò quando uno spettatore osserva questi lavori non può fare altro che immergersi. Immediatamente è catapultato, preso nel turbine di questi colori, talvolta vaporosi, talvolta sottili, chiaramente espressi con modalità tonali veneziane e venete, e appunto immergersi in un quadro, immergersi all'interno dell'opera, essere parti integranti di questo paesaggio, che non è solamente un paesaggio fisico, un paesaggio mimetico, ma un paesaggio dell'anima. Giampaolo Minotto è un pittore che si rifà alla tradizione, un pittore che si rifà alla cultura veneta del tonalismo, ma è un pittore fortemente contemporaneo, in quanto questa dimensione artistica è paritetica alle dimensioni artistiche attuali, concettuali. Perché? Perché l'uomo ha bisogno sia di riflettere, sia di impegnarsi anche sul piano sociale, ma ha anche bisogno di prendersi quel momento di serenità, di gioia in questo mondo contemporaneo così necessario.